Grazie Filippo, grazie agli organizzatori e a chi ci ospita. Cerco di essere il più sintetico possibile, visto che l'ora comincia a essere tarda. Il ruolo di ultimo relatore mi dà anche un po' di spunti per trarre un po' delle conclusioni o provare a dare delle provocazioni ulteriori di quello che sono state dette finora. Quindi diciamo un ruolo che è trasversale tra la bellezza di un paesaggio e poi la pragmaticità poi della gestione di un vigneto. Le colline abitate di un Soave, del Soave sicuramente che passiamo hanno delle origini, sicuramente non del 1900, ma andiamo addirittura all'inizio del millennio come da un punto di vista storico. Qui trovate all'interno del sito del consorzio, qui vi rimando per non dover leggere ogni singolo passaggio, però si parla appunto di leggende, ritrovamenti addirittura nei fossili che ci sono nella vicina Bolca, anche di viti originarie, e Cassiodoro, che sicuramente ha parlato nei suoi diari di Soave come un paesaggio rurale e dai vini candidi e suavissimi, fino ad arrivare poi a Dante Alighieri, alla Serenissima Repubblica di Venezia, poi nel 1931 è diventata zona vitivinicola ufficiale, prima zona vinicola ufficiale, primo vino bianco tipico, come ha detto la professoressa Ferrario, assieme a Chianti poi nello stesso anno. Nel 98 il Recioto di Soave è diventato il primo vino veneto come di OCG, e quindi sicuramente ha tanti primati l'area di cui trattiamo oggi. 2016-2018 non vado oltre a quello che è già stato detto, quindi il paesaggio storico rurale di pregio nel 2018 poi proposto come all'interno del GIAS, della FAO, e poi nel 2019 entrano ufficialmente tutta una serie di cru declinate nel territorio del terroir più ampio del Soave. Patrimonio rurale di rilevanza mondiale ne abbiamo già parlato, mi soffermerò più che altro sul tema dell'heritage, inteso come eredità, ma ne trattiamo dopo. Sicuramente poi le immagini le avete già viste, quindi muretti a secco e terrazzamenti, l'appassimento del Recioto di Soave con le immagini che su tutti i giornali, tutti i social vediamo, dell'appassimento anche delle uve nella torre principale di Soave, l'organizzazione totale dei 3.000 viticoltori che animano il territorio, perché senza i viticoltori questo territorio verrebbe abbandonato e imboschito sicuramente in poco tempo. Non solo questo, non solo il territorio, ma anche poi la nuova accoglienza turistica dell'ecoturismo di cui tratterò a breve. Soave ha bevuto le zone, sono 13 comuni che fanno parte della zona classica, della zona allargata del Soave, quindi non solo Soave che dà il nome, ma anche tutta una serie di comuni che stanno da corredo e sono parte vitale di questo territorio, con tutte anche altre sfaccettature, la mora di Cazzano, abbiamo visto prima dei ciliegi, quindi altri prodotti, l'olivicoltura sicuramente, abbiamo in Lasia anche un noto frantoio con tutta una parte in questi giorni è in corso appunto la raccolta degli olivi. Mappe sicuramente del vigneto, abbiamo visto tutte quelle che sono le varie distinzioni di vigneti e con determinate caratteristiche, con tutta la parte dei cru, con i suoli che differenziano, vanno dal calcareo all'alluvionale, ma la parte più importante qui è la parte vulcanica, quindi abbiamo degli affioramenti basaltici che danno le caratteristiche a quest'uva, a questo terreno e poi a tutto il prodotto, incredibili, perché appunto solo in queste zone, in poche altre d'Italia, si trovano questo connubio di terreni che dà appunto la creazione di questi cru, perché in ogni fazzoletto di terra che troviamo qui ci sono degli aspetti pedoclimatici di esposizione e altro che danno un prodotto diverso, seppur molto simile, ma con delle caratteristiche sicuramente uniche. Le uve le abbiamo citate prima, la Garganega, in modo molto ironico dico è difficilmente riscontrabile, la Garganega ha degli atimi molto piccoli, cioè mezzo metro di atimi sicuramente si vedono, ma sono molto ironico, ma è anche per tagliare un po', tagliato poi con il Trebbiano di Soave di cui parlava prima il collega Fusenato, e sicuramente sono le uve principali perché nel disciplinare del 1931 poi rielaborato la principale è il 70% di Soave
ditemi se sbaglio, poi c'è una percentuale del 30% che può essere poi mista fino ad arrivare al 90% più un 10% tra cui anche il Trebbiano. Se ne è parlato tanto della bibliografia che c'è a disposizione in questo territorio, Suave Terroir, Suave Genestieri e Valori, un passaggio suave da cui ho tratto molto di questa presentazione. Quindi non è da poco, non è una moda dell'ultimo periodo in cui si parla di paesaggio, ma è un parlarne veramente su più ampia scala di paesaggio. Quindi quello che è stato fatto nei secoli è stato poi rivalorizzato in queste presentazioni e non solo queste. Mi preme dire che i viticoltori sono i veri costruttori di bellezza e di paesaggi. Sono quelli che animano questi territori. Sono quelli che reinterpretano il rapporto vino-territorio in una nuova chiave di lettura. Agricoltori, secondo me, e viticoltori è un termine che forse è un po' stretto. Utilizzerei imprenditori agricoli, perché poi sono quelli che fanno vera imprenditoria e decisioni sul territorio, perché appunto non è solo l'arte di fare, ma è l'arte di decidere, cioè hanno tutta una serie di decisioni che devono prendere. Sulla pergola, ne ha già parlato ampiamente la professoressa e non vado oltre, queste sono delle immagini scattate durante qualche camminata qui nei dintorni, quindi riconoscete benissimo il pigno in basso, quindi con il cipresso e capitelli, con i muretti a secco contraddistinti in una bella realtà poi con gli olivi che vanno a dare un bel senso di territorio, con Monteforte d'Alpone per la strada dei 10 Capitelli, con tutta la parte poi di muretti a secco anche qui. Parlo di imprenditori agricoli perché questa immagine sicuramente va a rappresentare quelli che sono le realtà che hanno delle decisioni per fare il bel paesaggio e dei prodotti che vengono sempre di più demonizzati vado dritto con quello che devo dire, vengono sempre più demonizzati perché il vigneto con i trattamenti viene visto come appunto si parlava di vigneti industriali, devo ancora capire la differenza, poi ne vedremo magari con un ultimo passaggio. Però si è fatto appunto una parte di vigneti e di meccanizzazione, perché è appunto anche di meccanizzazione si deve parlare, perché l'imprenditore va ad agire sul territorio se ha un rendiconto economico poi da queste cose. Sicuramente molti di voi hanno sentito o per presa diretta o per sentito dire che il 2022 è stato un anno difficile da un punto di vista climatico, vista la siccità a cui siamo andati incontro, per le rese poi ho sentito pareri discordanti, però l'annata dal punto di vista qualitativo è stata generalmente buona. Il problema grosso cui si è dovuto affrontare è la scarsissima manovalanza per poi andare a vendemmiare, perché la pergola è bellissima, ha delle caratteristiche tipiche che vanno a dare dei connotati unici al territorio, però va eseguita a mano. Tutte le fasi vanno effettuate a mano, quelle di potatura, di legatura, di raccolta, di vendemmia, e quindi necessita di manovalanza specializzata, perché altrimenti i rischi di agricoltura, anche dal punto di vista degli infortuni, aumentano a dismisura. E questo è un ulteriore problema. La manovalanza che era disponibile, mi dicono che anche aveva dei prezzi molto più alti, e quindi anche gli imprenditori devono gestire questa tipologia di problematica. Si andrà sicuramente verso una meccanizzazione sempre più spinta, parlo soprattutto della pianura, per quella che è l'utilizzo anche di mezzi senza pilota, guidati da quella che è l'industria 4.0, però l'agricoltura 4.0, pardon, però nella parte collinare in questi casi non è sempre così applicabile, viste le tendenze, poi andiamo in fondo. La meccanizzazione, questo è un video che abbiamo riproposto anche nel convegno scorso, vediamo un trattore che passa a tagliare quelli che sono, spaltare quelli che sono i vigneti, vediamo come la cabina però passa molto vicino a quella che sono i pilari protestanti. Quindi anche qui
l'utilizzo di mezzi adatti alla tipologia di terreno che qui abbiamo in collina sicuramente è un problema che va affrontato, come pure l'utilizzo di spalti e di altre, dove possibile, di mezzi senza pilota per evitare i problemi che ben conoscete, cioè i ribaltamenti, con tutti quelli che sono le problematiche legate alla meccanizzazione, che ricordiamolo è uno delle, la parte agricola, il settore agricolo è una delle aree dove avvengono per la maggior parte incidenti. Autotrasporto in primis, poi abbiamo la parte agricola. Sicuramente tutti sappiamo delle vittime che ci sono, magari anche vicine, durante l'attività agricola, le cosiddette morti verde. Nel 2021 in tutta Italia 357 incidenti dichiarati con trattori agricoli, non pensiamo a quelli non dichiarati, e 166 vittime, ed è un dato solo parziale. Quindi sicuramente va messo anche questo in conto sulla viticoltura, a fare aggiornamento continuo e va bene. È un paesaggio bello, stupendo, ma fragile. Appunto abbiamo dei casi, questi li ho presi dal libro sul paesaggio, ma ci sono ancora tuttora, da un punto di vista dell'approvvigionamento idrico, abbiamo visto cisterne soprattutto le colline sia di Monteforte che di Soave, per appunto un approvvigionamento idrico. Se non c'è una regolamentazione di questo tipo o un voler gestire al meglio, mascherare in alcuni metodi le parti sia di deposito di pali di cemento, che avete visto sicuramente, che di depositi di serbatoi per l'acqua, sicuramente si va incontro a delle problematiche. Abbiamo visto prima questa presentazione, muretto secco tradizionale e blocchi di cemento sopra. È un problema perché sono brutti da vedere e questo sicuramente siamo tutti d'accordo. Ma quanto costa un muretto a secco rispetto a un blocco di cemento? Perché anche qui dobbiamo andare incontro delle esigenze economiche da parte degli imprenditori, perché imporre un muretto a secco quando poi non vengono dati dei finanziamenti non si va da nessuna parte. Abbiamo visto prima la bellissima presentazione precedente, ringrazio anche per lo spunto, dei muretti a secco. È stato fatto un recupero dei muretti a secco in Liguria, la cifra sotto però in piccolo era 2 milioni di euro per fare pochi ettari, 6 ettari, e nei 2 milioni di euro sicuramente non c'era solo il ripristino dei muretti a secco, ma anche tutta la parte di formazione e di divulgazione. Però sono cifre che danno da pensare, perché appunto mi vengono chiesti, sì, ma quanto costa? Dai 140 ai 250 euro al metro quadro, e trovarla la manovalanza che possa fare questo tipo di attività. Quindi anche queste sono delle problematiche. Un paesaggio rurale che sicuramente è composto, come abbiamo detto, da una frazione materiale, ma una frazione emozionale, l'abbiamo già visto anche con il professor Tempesta prima, e un intervento dell'uomo troppo impattante sicuramente va a squilibrare questo paesaggio e va a dare anche delle ripercussioni negative su tutti gli elementi che compongono poi alla fine anche la qualità del vino. Si sta sviluppando, ma per ovvi motivi, la vitivinicoltura su modelli produttivi che prevedano un impiego sempre più spinto di interventi meccanici, perché se non trovo manovalanza, se non riesco a gestirli da un punto di vista umano, devo per forza passare alla meccanizzazione sempre più spinta, con ampie superfici con pendenti costanti, fino anche accentuate, perché con l'utilizzo del ritocchino la meccanizzazione viene favorita, però si innescano tutta un'altra serie di problematiche. Non da ultimo, appunto, quello dello sbancamento e remodellamento, perché abbiamo dei risvolti negativi su fertilità dei suoli, la biodiversità, l'armonia delle forme collinari, abbiamo delle connotazioni sempre più geometriche e meno qualitativamente percepibili sulla bellezza scenica del paesaggio. Sicuramente la riduzione della biodiversità vegetale, come accennava anche il proposenato prima, cioè l'eliminazione di siepi e alberi, compromette il regime la regimazione delle acque piovane, che è stato collaudato, quindi tutta una serie di regimi, però diciamo
anche l'utilizzo di siepi ed alberi va fatto in modo coerente, perché altrimenti l'utilizzo inappropriato di determinate specie va a facilitare gli insetti vettori di, ad esempio, la flavescenza dorata, ma di tutta un'altra serie di malattie. Il tema xylella, che è stato accennato prima, la normativa sulla xylella prevede che ci siano circa 300, se non più, specie vegetali che siano ospiti di insetti vettori della xylella. Quindi avremo eliminato quasi totalmente la vegetazione attorno. Diciamo. Quindi ci sono degli equilibri che vanno comunque mantenuti. Le siepi portano tutta una serie di peculiarità, però da un punto di vista paesaggistico e da un punto di vista di insetti utili, che vanno comunque promossi e rispettati. Problemi di erosione superficiali con l'impoverimento dei suoli, intasamento dei manufatti e delle vie di comunicazioni sono delle problematiche che danno, diciamo, luogo solo in caso di eventi meteo eccezionali che si stanno via via verificando sempre più spesso, sia da un punto di vista di precipitazioni molto intense in poco tempo, ma anche dall'altro punto di vista di siccità sempre più persistenti. E proprio mercoledì prossimo qui in Cantina Coffre ci sarà un evento su Soil Evolution in cui si parlerà di suoli, grazie anche a un progetto portato avanti dalla cantina con l'Università di Padova, e quindi ringrazio Chiara della Cantina Coffre per lo spunto prima, perché appunto si andrà a parlare di regimazione delle acque in vigneto. Cosa torna all'imprenditore agricolo fare queste cose? Nulla, perché la qualità del vino non viene cambiata con questo utilizzo di regimazione idraulica, cambia il territorio, cambia la visuale, la visione di un territorio, cambia quella che è la visione che si ha dall'esterno, la percezione che si ha dall'esterno di questi territori, perché vedere delle frane attive o dei dilavamenti superficiali su questi territori sicuramente va a inficiare su quella che è la percezione. Vabbè, perdita della popolazionalità dei suoli, problematiche di lavamenti abbiamo già visti, l'importanza delle siepi anche che fanno da frangivento, consolidamento delle scarpate, lo abbiamo visto, spunti come le viti maritate che abbiamo visto prima, che sono sempre meno utilizzate, però c'è qualche raro caso tra gli aceri campestri, gli olmi, ma soprattutto i gessi, perché parlare dei gessi i piani contadini si vedono gli occhi che cominciano a luccicare, perché si rimanda poi alla baticoltura e ai cavalleri dei gessi che magari avevano all'interno dei propri fienili e addirittura all'interno dei propri letti per portare allo stadio adulto poi i vati, ed era un'economia locale assolutamente preponderante. L'utilizzo appunto di siepi vicino ai vigneti, come si è detto prima. Il turismo del vino è sicuramente un elemento fondante di questo territorio, perché se ne parla sempre di più di vino e sempre di più di non solo una bottiglia, ma di un territorio. Il marketing non è più solamente di prodotto, ma di territorio. Ne abbiamo visto il Vinitaly, sono stato il 7 novembre al Wine to Wine, non so se sappiate cos'è, l'ho scoperto il giorno prima quasi per caso, al termine della Fiera Cavalli, che tra parentesi trovare un alloggio anche qui intorno a Soave per la Fiera Cavalli era quasi tutto impossibile, quindi immaginiamo anche l'indotto turistico e fieristico della zona. Wine to Wine era una fiera business to business in cui il primo intervento della giornata si è parlato di enoturismo. Hanno parlato di enoturismo delle Langhe in Piemonte, hanno parlato di enoturismo del Prosecco, che sarà il 4 novembre, sarà il tema dell'ultima giornata dell'Osservatorio del Paesaggio. Non si è parlato di Verona, ho chiesto poi il perché, ma non mi hanno dato una risposta soddisfacente. Però enoturismo se ne parla di milioni di euro di fatturato che sono non direttamente incamerati dalle aziende, ma da tutto l'indotto poi che gravita attorno a un territorio che è
voluto e portato avanti dalle cantine in primis. Abbiamo anche sia in Fieracavalli ovviamente, ma anche al Vinitaly e in tutte le fiere sul vino, abbiamo il tema delle ipostrade wine. Questo, se riconoscete l'uomo col cappello, è Lorenzo Costa, che è qui di Monteforte, che ha il maneggio ed è stato proprio il fautore delle ipostrade wine. Quindi il vivere delle strade all'interno di questi territori anche a cavallo, ma soprattutto a piedi. Quindi, per farvi una provocazione appunto di quella che vuole essere, non possiamo chiedere e basta, ma dobbiamo anche dare, e il dobbiamo è farci sicuramente come Federazione degli Agronomi, come tramite tra quelle che sono le necessità da parte del bel paesaggio, ma anche quelle che sono le necessità da parte degli imprenditori agricoli che per fare determinati tipi di attività hanno bisogno di una serie di finanziamenti e una serie di criteri premianti, perché altrimenti chi glielo fa fare di fare le cose fatte bene, se poi, come abbiamo visto dalla slide del professor Tempesta, cala del 50% il valore dei territori in collina. Ormai la crisi c'è, energetica, diciamo, quindi l'energia che vado a dare anche all'interno di un vigneto sicuramente va a essere considerata da un imprenditore che deve valutare appunto gli introiti di un'azienda. Chiudo l'intervento su questa, che è un grafico di per sé banale, con 3 istogrammi, ma che racchiudono una storia. 1978 a Conegliano fanno un test, chiamano 32 assaggiatori, fanno assaggiare dei bicchieri di vino, uno davanti, senza dirgli di che vino è, quindi danno delle bottiglie di vino, dei bicchieri di vino assolutamente al cieco, dietro hanno un paesaggio, nel primo caso, un bel paesaggio vitato, proprio tipico dei paesaggi rurali storici, nel secondo caso un paesaggio di bassa pianura, monocultura, monovarietà. Assaggiano questi 32, 20 dicono che è più buono il vino del caso A del bel paesaggio, in 9 dicono che il più buono il vino del caso 2, in 3 dicono ma guarda che il vino era uguale, il vino era uguale, e quindi magari era un no. Quindi per farvi capire, come è stato detto più volte prima, da un test si va a dire che veramente la percezione del paesaggio va a fare una serie a dare una serie di percezioni diverse a quello che è poi il prodotto. Con questa spero di essere stato nei tempi e concludo. Vi porto anche in chiusura finale i saluti da parte del presidente dell'Ordine, il dottore Verano Forestale di Verona, dottor Lorenzo Tosi, e dal presidente di Federazione Renzo Trevisigna, che sarà presente al convegno del 24 a Treviso. Quindi vi ringrazio per aver tenuto per la partecipazione e grazie di questi spunti che ci date, appunto, sono temi sempre di confronto, perché da il silenzio non c'è nulla, da il dialogo multidisciplinare partendo da chi lavora qui e non solo calando dal lato delle scelte, riusciamo veramente ad andare avanti. Altrimenti, se le cose non parlano, non si potrà sicuramente andare avanti. Grazie.